Ma innanzitutto dobbiamo distinguere quello che è il senso concreto del rapporto fra l'elettorato e gli eletti. In questo caso siamo noi in una fase in cui c'è una Sicilia che ha difficoltà più concrete e una zattera che rischia di affondare. Noi in questo contesto abbiamo pensato di capire e di vedere come poter dare un contributo sul tema delle riforme e sul tema delle nuove opportunità che la Sicilia può cogliere con una realtà che è rappresentata da un governo politico dove ci sono i politici, perché anche questo è il tema importante. La politica torna ad assumersi le responsabilità, i tecnici vanno bene per fare i consulenti dei politici. L'esperienza dei tecnici è stata fallimentare, abbiamo riscontrato una scarsa possibilità di risposta ai temi importanti che invece vanno affrontati con la politica. Uno per tutti, noi oggi rischiamo di far saltare la Sicilia sul tema dei finanziamenti comunitari della rendicontazione 2007-2013. Perché? Perché nessuno ha capito e ha chiesto per tempo come differire per 30 giorni ad esempio la regolamentazione dei finanziamenti, cioè fermo restando che il termine di scadenza è il 30 dicembre 2015, c'è bisogno su questo tema di capire come dare per la regolamentazione contabile un mese o 2 mesi di tempo. Sicuramente questo non farà cambiare le cose, perché l'accusa è che se non si chiude la vecchia rendicontazione non parte la nuova programmazione e la nuova quindi attività dei fondi comunitari. Bene, io ritengo che siccome c'è un fatto importante che è dipeso anche da tante lungaggini burocratiche e da tanti problemi, probabilmente una possibilità di elasticità di 30-60 giorni non avrebbe cambiato niente o non cambierebbe niente, però darebbe possibilità a tante aziende di non saltare.